Contano i danni della piena del fiume. Per Vestagna è tempo della conta dei danni. Il sindaco questa mattina ha effettuato sopralluoghi negli argini del Brenta, identificando i 4 punti critici dove rinforzare le difese idrauliche. Praticamente una zona in località Fontoli del comune, una zona individuata in località Pieretti e poi lungo la Val Gadena e lungo il fiume, la sinistra del fiume Oliero, che sono veramente punti critici nel nostro territorio. Quali sono questi danni? Sono quantificabili? Stiamo rilevando con l'ufficio tecnico e difatti dobbiamo riscontrare la richiesta sia della provincia che della regione entro lunedì. Poi è previsto di nuovo brutto tempo nei prossimi giorni, a iniziare da sabato. Io ho già inviato una richiesta al prefetto di Vicenza perché intervenga presso i tecnici della diga del Corlo affinché venga rilasciata ulteriore acqua. Il sindaco ha espresso anche solidarietà per le amministrazioni colpite dall'alluvione e aiutate da 8 volontari della protezione civile di Vestagna. Il Brenta è quello che ci ha risparmiato, ci ha dato meno problemi di tutti quanti. Aiuti dal Bassanese alle